Inizio stagione 2023, criticità e prospettive, Presidente. Un inizio di stagione partita alla grande con una Pasqua eccezionale, un ponte 25 aprile e 1 maggio ancora più alla grande, tantissime prenotazioni stanno arrivando, credo siamo al circa su un 12-13% in più dell'anno precedente sulle prenotazioni, speriamo che questo trend si consolidi con un fine anno di oltrepassare il 1,5 milioni di presenze. Ecco, che valore aggiunto porteranno le varie crociere che naturalmente il comune di Chioggia sta promuovendo? Ma diciamo che le crociere intanto ci danno qualità nella località, nel tutto l'insieme dell'offerta turistica, però noi precisamente proprio come albergatori ci ha portato tantissimi americani che hanno soggiornato presso gli hotel che hanno una buona qualità, abbiamo degli ottimi hotel 5 stelle, 4 stelle pardon. Ci vorrebbe anche qualche hotel a 5 stelle, però sappiamo che è una cosa un po' più difficile da fare, però ci difendiamo bene e pensiamo che in futuro sia un segmento di mercato da sviluppare. Criticità che poi si ripete ogni anno, viabilità sul lungomare Adriatico, qualche soluzione in arrivo o purtroppo rimarrà una nota dolente? Diciamo che la criticità del traffico interno cittadino è dovuta solo ed esclusivamente all'imboccatura della Romea che purtroppo si trova intasata dal flusso che arriva da Rosolina verso il ritorno, verso Padova, Vicenza e Venezia. È dovuto solamente alla Romea. Noi chiediamo con forza all'amministrazione, abbiamo chiesto anche all'assessore regionale e molto probabilmente andremo a Roma assieme al sindaco di arrivare a un punto di dire basta, cominciamo con la Romea commerciale, cominciamo a fare qualcosa di più perché con una 309 come la statale Romea non riusciamo a sfogare tutto il pendolarismo del sabato e domenica. Lei è presidente degli albergatori, il problema delle maestranze l'avete risolto o è ancora critico? È ancora critico, però siamo fiduciosi perché abbiamo visto il decreto che ha fatto il governo, è un decreto dove ha rimesso i voucher, adesso vedremo se sono voucher anche per il mondo del turismo perché quelli sono strategici. Evitano di avere il lavoro non regolare perché il voucher è una flessibilità veloce, sì che siamo molto veloci nell'assunzione, evitiamo le assunzioni non regolari che non devono essere fatte, ma dobbiamo lavorare su una professionalità che sarebbe il tempo indeterminato l'assunzione, però purtroppo siamo stagionali, dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo.